8 marzo, giornata internazionale della donna e nello stesso tempo intitolazione della piazza di Ballò a Tina Anselmi. Una coincidenza? Certo, una coincidenza voluta e ricercata. Tina Anselmi veniva a Milano ad incontrare le donne molti 8 marzo fa e le incontrava di tutte le età, le incontrava nel Teatro Belvedere e parlava con loro, quindi l'abbiamo voluta. Ricordo che è una giornata internazionale, non una festa, come alcuni e alcune dicono. E devo anche dire che l'averla trasformata in una festa commerciale ha nuociuto alla portata rivoluzionaria di riconoscere il lavoro, la fatica, la forza e il coraggio femminile. Intitolare a Tina Anselmi fa parte di quella politica di toponomastica femminile che da alcuni anni ha fatto sì che molte amministrazioni abbiano dedicato a donne importanti, donne che hanno lasciato un segno, di vario ambito, politica, giornalismo, Ilaria Alpi, la prima laureata nel mondo, Eleonora Piscopia Corner, Francesca Morvillo, magistrata, che è perita con Falcone, e anche prima Suor Bakhita anche, ricordiamoci, e Maddalena Lombardini, cancellatemelo questo, sì, Maddalena Lombardini, che è stata un'allieva di Vivaldi, una pupilla di Tartini, una grandissima musicista. Quindi c'è spazio per i talenti e le abilità femminili. Abbiamo parlato appunto di toponomastica femminile. Il comune di Milano è molto sensibile appunto alla donna. Ci sono anche altre attività, ci sono state fatte anche altre cose, addirittura nel mese appunto dedicato a marzo i panifici che hanno dei sacchettini di plastica, di carta particolari, se non mi sbaglio. Sì, questo è successo un po' più avanti, non proprio a marzo scorso, però sono state distribuite dei sacchetti con scritto contro la violenza sulle donne, per cui le donne hanno comprato il pane, l'hanno portato a casa con questa scritta che tutti hanno potuto vedere. Questa è stata un'iniziativa overcomunale della Commissione intercomunale pari opportunità, perché esiste e la sua sede, comune capoluogo capofila, è Noale, ma siamo in rete. Assolutamente sì. Non è solo il mese di marzo, non è dedicato solo all'intitolazione della piazza di Ballo a Tina Anselmi, ma ci sono tante iniziative. Sono tante iniziative, abbiamo cominciato con Il cielo visto da lei, una conferenza spettacolo di una astrofisica che si chiama Elvira De Poli, che è stata cooperatrice e collaboratrice di Margherita Hack. Poi in questi giorni le donne dello CGIL, cioè del gruppo pensionate, ha portato nelle case di riposo le primule. Abbiamo 2 incontri del Leggi Donna, che è un'associazione che si occupa di lettura femminile, 2 incontri dedicati a Natalia Ginsburg. Avremo il 17 uno spettacolo in Teatro Belvedere sulle donne di Goldoni e infine il 21 in sala conferenze di Corte Herrera la proiezione di un film dedicato alle donne e alla montagna. Quindi, come ogni anno, un calendario molto denso. Adesso io chiedo alla Presidente del Consiglio Comunale di Milano cosa vuole dire alle donne, alle nostre amiche di HTO in questa giornata. Voglio dirvi che noi avremmo, noi donne, in mano davvero il futuro dell'umanità in senso di pace, serenità, cultura, perché siamo noi che alleviamo i bambini, siamo noi la maggior parte maestre e insegnanti. Invece nell'essere state, nel continuare ad essere divise anche dalle politiche dei partiti, noi rischiamo di fallire una missione storica che ci viene imposta, che è quella di elevare il livello morale, spirituale e culturale dell'umanità. Grazie. Grazie.